Buongiorno Taranto, buon lunedì. Oggi è il 3 agosto, siamo entrati nel mese di agosto. Io sono Valentina Castellaneta, con voi fino alla fine del mese. Non si va in ferie. E invece dall'altra parte del vetro c'è il nostro Piero Caffio. Piero, tu vai in ferie? Sì, quando vai in ferie? Giovedì vai in ferie, quindi da giovedì Piero Caffio niente, solo io resto con voi per tutto il resto dell'estate fino a settembre. In questa Summer Edition che dura un'ora facciamo una rassegna stampa un po' più grande. Oggi non possiamo non parlare di Ilva, è il tema centrale delle prossime 4 giornate, direi io, perché questa mattina si inizia con una assemblea e sciopero dei lavoratori davanti allo stabilimento. In questo momento sono tantissimi, ci arrivano le immagini, sono veramente tanti, perché la precarietà, insomma, della situazione in questo momento tocca sia i lavoratori diretti che quelli dell'indotto, e quindi c'è una marea di gente che ha aderito allo sciopero. Si prevede anche una manifestazione, vi terremo informati nelle prossime ore, ma parleremo anche di altro, parleremo anche degli operatori del CUP, dei call center, dell'ASL e dei laboratori di analisi che sono in difficoltà. Chiedo scusa, arriva la denuncia di USB e poi ancora chiedo scusa c'è un po' di allergia stamattina. E poi ancora la Sagra di San Domenico con il pane mediterraneo, ne parleremo con Daniela Bentivoglio. Si tratta di un'iniziativa Uggiano Montefusco, perché non possiamo darvi solo notizie brutte, ecco, magari anche qualcosa di bello. Ma iniziamo subito con la rassegna stampa e andiamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, perché oggi i giornali aprono tutti con prime diverse, non ce n'è una uguale all'altra. Il Corriere del Mezzogiorno parte con i Giochi del Mediterraneo, perché c'è un'intervista al commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, nonché presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese. Una grande eredità per Taranto, titola il Corriere del Mezzogiorno. Ferrarese commissario dei giochi, impianti, enorme ricchezza, inaugurazione il 21 agosto. Molti hanno tentato di ostacolarmi, io sindaco non mi interessa. Si parla ormai da tempo di far capitalizzare, insomma, la destra questa eredità lasciata da Massimo Ferrarese candidandolo sindaco, visto anche l'endorsement da parte dei cittadini che sembrano amarlo tantissimo. Tra meno di 20 giorni a Taranto saranno inaugurati i Giochi del Mediterraneo. Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore e commissario scelto dal governo, si sfoga. In tanti hanno remato contro di me, ma non mi sono arreso, e contro di loro oggi non servo rancore. Poi aggiunge: gli impianti sono pronti, completeremo anche le strade. Solo la copertura dello stadio di Lecce non sarà sistemato. Io sindaco, grazie, ma mi occuperò delle mie aziende. E poi ancora europei di calcio 2023, Bari candida, lancia il San Nicola, ma servono 900 milioni. Era stato candidato anche Taranto, ma pare che comunque lo stadio Iacovone non abbia abbastanza posti per gli europei. E poi ancora sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno si parla del resort Four Seasons, è un danno per la costa, il no di Lega Ambiente. Siamo a Ostuni, dove insomma ci si batte per non avere questo resort sulla costa di Ostuni. E poi invece andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che invece apre con una notizia nazionale: il ricatto di Ceuta. Meloni chiede all'Unione Europea altri hub per impianti in Africa. Insomma, vorrebbe creare un'altra situazione come quella dell'Albania, ma direi io che è funzionata troppo bene, e quindi non so come gli sia venuta di fare questa proposta. Il vescovo di Bari: migranti come merce geopolitica, perché in effetti
c'è stata questa spinta del governo marocchino e anche tunisino per far passare questi migranti. E poi ancora c'è un articolo interessante a firma di Maristella Massari: la flotta ombra russa bloccata dalla marina, militari partiti da Taranto. E poi si parla anche qui dei giochi del Mediterraneo europei, l'appello, comitato promotore per il San Nicola, sticchi 3 colpi del Lecce. E poi si parla di carburanti, un articolo a firma di Bepi Martellotta. E poi c'è l'addio a Tedesco, colonna del socialismo pugliese, morto l'ex senatore, ex assessore regionale pugliese Alberto Tedesco. È stato uno storico esponente socialista e protagonista della politica pugliese, aveva 77 anni, è stato assessore regionale alla sanità e senatore del Partito Democratico, per poi aderire al gruppo misto, ma era malato da tempo. Andiamo sulla prima pagina dell'Edicola del Sud, che invece apre con l'aeroporto di Grottaglie. Dalla regione nessuna proposta, secondo i parlamentari meloniani Tarantino, Iaia e Maiorano non sarebbero stati trasmessi al Ministero dei Trasporti necessari documenti tecnici per attivare le rotte dall'Arlotta. E poi anche qui si parla della scomparsa di Tedesco e delle filiere agricole per sostenere le imprese. E poi c'è un articolo interessante su una proposta di legge che si chiama La restanza delle tasse locali. I piccoli comuni perdono all'anno 600.000 euro. Si parla quindi del fatto che in tanti vanno via dalla Puglia. E poi ancora il Nuovo Quotidiano di Puglia apre con il turismo. PNRR e ZES, 14.000 posti barca, strutture potenziate con gli investimenti milionari, crociere, un nuovo balzo, più di 14.000 posti barca lungo oltre 800 chilometri di costa pugliese per l'accoglienza di chi viaggia in mare. E poi si parla dello sciopero dell'ex Ilva, gli ambientalisti, una legge speciale. Oggi è il giorno dello sciopero che apre una settimana decisiva per le sorti del siderurgico. Gli operai incroceranno le braccia in tutti i siti, mentre da domani parte una serie di incontri a Roma per provare a trovare una soluzione per la vertenza. Intanto i genitori tarantini insistono: la fabbrica è morta, bisogna guardare oltre. Poi anche qui si parla della questione giochi del Mediterraneo, l'acqua, le luci e le piste, la grande bellezza dei giochi impianti e l'ultimo sprint. Noi adesso ci fermiamo, quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti. E questa era Firestone, che il nostro Piero Caffio si è cantata tutta, compresa gli acuti. Dobbiamo dirle le cose quando sono vere, però è stato bravo. Allora, siete su Radio Cittadella, io sono Valentina Castellaneta, ci potete ascoltare e vedere anche in TV sul canale 94 su Taranto TV e sui nostri siti in streaming. E adesso arriva lui, le nostre gocce di memoria. Buongiorno Giovanni Guarino. Buongiorno a tutte e a tutti, come va? Tutto bene? Come va? Sì, tutto a posto. È il primo lunedì di agosto, Giovanni, questo lunedì sa un po' di vacanza. Fa un po' di vacanza? Dici, no? Non ti sa di vacanza? No, non avevo capito bene, certo. Anche se dovremmo un po' rivedere alcune cose rispetto ai modi di dire tarantini, insomma, no? Perché? Che so, uno dei detti più in uso era: se dopo per agosto non te vestuto, me lo consigli e ude, perché arrivava il frescolino. Arrivava. Arrivava, adesso se non è novembre non smettiamo di andare. Appunto, se dopo per agosto non te vestuto, me lo consigli e ude, insomma, e quindi questo era. Oppure ad agosto c'erano tutta una serie di proverbi legati ai frutti, al cambiamento dei mesi, delle stagioni, del clima. Siamo adesso, vai in un ipermercato e trovi frutta sempre quella che vuoi, insomma, no? Sì, è vero. Per esempio da San Lorenzo a Vigna vai in da vigna e ficchia del minze, di San Lorenzo, vai in da vigna e ficchia del minze. Perché c'era l'uva.
certo, cominciava a maturare già, no? Era bella C'era l'uva buona. da tavola da mangiare, quindi era buono. Potevi cominciare a prendere i tuoi acini e quant'altro, insomma, più di qualcuno di noi ogni tanto, quando bastava uscire fuori città, allora, con i tamburi, o fuori, per esempio, arrivare a Viale Magna Grecia, che trovavi quello che volevi, entravi nei vigneti, qualche cosa da... Me lo ricordo io che passavo l'estate là, ma avevo vicino un sacco di vigne e fuori dalle vigne c'erano le piante spontanee di uva e noi ci facevamo grandi scorpacciate. Esatto. Oppure, per esempio, sempre alla fine di agosto, il giorno della festa della Madonna della Pace, no? Sì. Un giorno della festa della Madonna della Pace, a Peak First. Perché si possono mangiare i fichi? No, sì, cominciano ad arrivare a essere mangiabili, buoni e saporiti, insomma, e questo creava, sempre secondo un modo di dire, no? Un proverbio e quant'altro, che ormai è in disuso, una concorrenza fruttifera, possiamo dire tutta. C'era un'attesa per della frutta che per noi adesso è scontata, c'è quasi sempre. Esatto, ma tutto era segnato anche dai modi di dire, e infatti alla fine di agosto, no? Che quando nasceva, appunto, cominciavano a venire fuori i fioroni, tutte le fighe buone, eccetera eccetera, si diceva quando è a pic o cucumera sono pic, che finivano gli anguri. Ma certo, il botto adesso tu propri angurie, no? Belle rosse e quant'altro, sì. Poi man mano a fine agosto, insomma, sanno di acqua, non sono più queste qua, quindi c'era tutto questo momento che è stato tutto ed era tutto segnato e riportato nei modi di dire, certo, che segnavano la vita quotidiana, perché questi erano i nostri tempi, no? Cioè, ma non parlo di 200 anni fa, questa è roba da anni 60 massimo. Tutto questo è quello che... diciamo che è durata fino agli anni 90, i primi anni del 2000, insomma, tutta questa roba. Diciamo, però è uscito dal linguaggio, dal lessico. Sì. Stavo parlando del parlare in un certo modo, dell'esprimersi in un certo modo, certo. Fino agli anni 60 il lessico era quello, insomma, no? E quindi... E poi si diceva la voce del popolo e la voce di Dio, perché insomma queste cose andavano un po' ascoltate, ce ne siamo resi conto dopo probabilmente. Esatto. O per esempio, no? Leggevo l'altro giorno Usprania. No, te faccio la domanda, te la faccio alla fine oggi, ma che cos'è Usprania? Chiedi là in sala se c'è qualcuno. No, Piero ha detto no, ha alzato proprio le braccia, non lo sa. Vabbè, Piero è un po' più difficile, lo sa, non è oggetto che riguarda la parte dell'emisfero maschile, insomma. Ah, ok. Esatto. Non ho idea di che cosa sia. Mi dichiaro ignorante sto giro. Probabilmente non li hai utilizzati e non li hai visti più utilizzati. Usprania era il primo pannolino che si metteva per fasciare i bambini. Ah, ok. No, quelli che mo si comprano tutte fatte. Quelli di cotone. I bambini erano fasciati, non si vedevano le gambe, i piedi. Non so se ti è capitato di vedere qualche foto. Sì. Prima il bambino veniva fasciato fino ai piedi, le gambe dovevano essere parallele per farle crescere dritte. Poi comunque qualcuno andava male, perché anche allora c'era qualcuno che le gambe poi gli crescevano. E perché si chiamava così? Da dove viene l'etimologia della parola? È di origine greca. Ah. Ed è una specie di fascia, quasi grezza, non grezza, di tela un po' più dura, perché poi sopra questo ci mettevano altre cose, poi stava un soup, c'è un modo di dire dialettale, non so se... viene prima un soup da camicia. Che sarebbe la canottiera, tipo? No, la camicia è la camicina che si metteva ai bambini. Okay. Un soup si metteva sotto, il sottocamicia, che serviva a proteggere la pelle grassa ed era di stoffe leggerissime, bisso alcune volte, no?
e si diceva sa viene prima un sciup da Gami, quando ci sono degli interessi da dividere si dice aspetta che viene prima un sciup da Gami, cioè vengono prima quelli che appartengono a noi e poi gli altri, certo. Grazie Giovanni Guarino, sei sempre una fonte inesauribile di novità per noi, che poi non sono novità per te. No, ma penso per tanti bisognerebbe ritornare a leggere una serie di cose e non affidarsi solo alla rete. E non ci affideremo solo alla rete. Grazie Giovanni Guarino, ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao. E noi adesso ci fermiamo perché quando torniamo iniziamo a parlare di sanità. Per la nostra new hit questo era Napoleone con Cucù Maria. Allora noi adesso, anziché parlare di sanità come vi avevo annunciato, andiamo fuori dallo stabilimento siderurgico ex Ilva, fuori da Acciaieri d'Italia, perché le assemblee stanno portando i lavoratori fuori dalla fabbrica a occupare la strada. Lì per noi c'è Deborah Notarnicola che c'ha in collegamento. Buongiorno a te Valentina, buongiorno ai nostri radioascoltatori e telespettatori. Io sono davanti allo stabilimento ex Ilva di Taranto, in corso in questo momento all'interno l'assemblea dei lavoratori. Per oggi lunedì 3 agosto tra l'altro indetto uno sciopero di 8 ore e dunque era evidentemente necessario un confronto tra le organizzazioni sindacali e i lavoratori in un momento assolutamente delicato, l'ennesimo della storia della ex Ilva. In pochissimi giorni sembra essere cambiato completamente lo scenario. Il decreto della Corte d'Appello di Milano infatti prevede la chiusura entro 90 giorni dell'area a caldo dello stabilimento per sforamento delle emissioni inquinanti e per la presenza ancora all'interno della fabbrica di amianto, e dunque chiaro che questo impone al governo di rimodulare i bandi di vendita e rimodularli assolutamente esclusivamente sulla area a freddo del sito tarantino. Intanto sembra essere ancora vivo l'interesse dei potenziali acquirenti, in particolare il gruppo Jindal si dice interessato all'intero asset produttivo, anche dunque soprattutto l'area a caldo, che è ovviamente il cuore dell'attività produttiva dello stabilimento tarantino. Preoccupazione per questa situazione, per l'ennesimo momento delicato nella storia dello stabilimento siderurgico, preoccupazione nel mondo sindacale, preoccupazione nel mondo industriale. Venerdì scorso si sono incontrati Confindustria, Confapia, IGI, Federmanager, Confartigianato per discutere, per condividere l'esigenza di chiedere al governo un decreto che possa scongiurare la chiusura dell'area a caldo. Sul fronte ambientalista invece Genitori Tarantini chiede una legge speciale per Taranto, mentre invece nella giornata di ieri Giustizia per Taranto ha dichiarato di confidare nella presenza degli enti locali negli incontri romani. In particolare, rivolgendosi al Comune di Taranto, chiede di tenere la schiena dritta e di sentirsi forte non solo del decreto della Corte d'Appello di Milano, ma anche di tutti gli studi fatti in questi anni, di tutti i risultati scientifici che dovrebbero rappresentare un punto di riferimento per quelle che saranno le scelte del futuro. E si apre così dunque una settimana a dir poco calda, insomma vivace. Già domattina il primo incontro, quello con i sindacati, alle 10 presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy, il primo incontro tematico al Mimit, al quale prenderanno parte anche gli enti locali, e poi nelle giornate di mercoledì e giovedì invece ci sarà l'incontro tra il governo e il mondo industriale. Noi nelle prossime ore, probabilmente anche nei prossimi minuti, saremo in grado di sapere se sono in programma delle iniziative di mobilitazione da parte dei lavoratori e di cosa insomma si tratta. Dunque per il momento dallo stabilimento siderurgico ex Ilva è tutto, la linea può tornare alla regia. E grazie Deborah Notarnicola. Noi arrivano intanto immagini di lavoratori già in corteo che stanno per uscire dalla fabbrica, quindi dalla portineria A, dove si stavano svolgendo in questo momento le
assemblee pubbliche da dove hanno parlato i sindacalisti, i segretari generali, e vi sapremo dire presto che cosa sta accadendo. Restate in ascolto. E bentornati su Radio Cittadella, buongiorno Taranto, buongiorno anche a chi ci ascolta in TV sul canale 94. Io vi ricordo che se avete messaggi, segnalazioni o se volete raccontarci qualcosa, ci potete mandare una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure inviarci un messaggio WhatsApp al 339 680 6868, anche un messaggio vocale di meno di 20 secondi e noi lo mandiamo in onda anche su quello, commentando quello che stiamo raccontando in queste ore. E adesso, mentre aspettiamo nuove notizie dall'Ilva, ce ne andiamo a Uggiano Montefusco, frazione di Manduria, dove oggi e domani torna un appuntamento che è molto amato e sarebbe la 18ª edizione della Sagra di San Domenico, Panè Mediterraneo, un viaggio tra grani antichi, piatti tipici, musica, riti popolari. Per scoprire i dettagli di questa festa noi abbiamo contattato Daniela Bentivoglio, in rappresentanza del gruppo culturale Arcane, che in realtà da 18 anni in realtà cura la sagra. Buongiorno Daniela, benvenuta. Buongiorno a voi. Dicevamo, sono 18 anni, un traguardo importante. Uggiano è una comunità di circa 1500 abitanti che durante questi 2 giorni raddoppia i suoi volumi per accogliere visitatori da ogni parte. Qual è lo spirito che vi anima ogni anno? Allora, innanzitutto la nostra associazione è il gruppo culturale Aracne. Sì. Aracne proprio come il simbolo delle nostre tradizioni legate al tarantolismo. Il ragno, sì, proprio quello. Diciamo che il gruppo culturale Aracne cerca di valorizzare sempre in modo innovativo, utilizzando degli strumenti sempre nuovi e creativi, quello che è il nostro territorio, con tutte le tradizioni legate alla cultura rurale, in buona sostanza. La Sagra di San Domenico nasce proprio con questo spirito, quello di parlare, celebrare il territorio e la cultura, la nostra cultura rurale popolare, e unendo all'enogastronomia tanti altri aspetti prettamente culturali, per cui ci sono degli incontri, delle presentazioni di libri, certo, delle mostre d'arte fotografiche, quindi una serie di allestimenti artistici proprio per cercare di raccontare l'enogastronomia e i riti e le tradizioni legate all'enogastronomia. Quest'anno abbiamo pensato di utilizzare come filo conduttore 2 elementi strettamente collegati l'uno all'altro, cioè il colore, i colori e la magia. Per cui abbiamo degli allestimenti in cui il colore giallo, blu, verde, rosso cattura il visitatore per i vicoli del centro storico di Uggiano Montefusco, e poi la magia con i riti popolari, quelli propri della magia bianca. Si intrecciano colori e magia nel fenomeno del tarantolismo, per cui i colori curano insieme al ballo, insieme alla musica. Certo, siamo abituati ai nastrini colorati, tutte queste cose li conosciamo. Tra l'altro quest'anno avete anche introdotto la novità del digitale, cioè i visitatori troveranno un codice QR e inquadrandolo basterà ascoltare la storia dei piatti e tutte queste novità. Ma io ti voglio chiedere quali sono velocemente il programma di oggi e domani.
Allora, oggi iniziamo con una masterclass dedicata al vino primitivo di Manduria e all'olio extravergine d'oliva. Verranno un sommelier e diciamo il titolare di un'azienda olivicola per proprio far degustare alcune etichette di vino primitivo e alcune tipologie di olio extravergine d'oliva. Accanto a questo, come ogni anno, la celebrazione dell'arte bianca, quindi ci saranno dei maestri panificatori che porteranno in tavola nel suggestivo scenario di Piazza Castello alcuni prodotti particolari, tipo le frise, noi in dialetto le chiamiamo cinnute, cioè la prima cottura delle frise, oppure le pucce cotte proprio nei forni a legna, dopodiché per chi non conoscesse le cinnute sono una cosa buonissima. Io ti devo ringraziare perché sono veramente buonissimi e soprattutto è un pane che si conserva per diversi giorni. Io ringrazio Daniela Bentivoglio e tutto il gruppo Aracne per essere stati con noi. L'appuntamento è oggi e domani a partire dalle 20 in Piazza Castello, Augiano Montefusco. Andate numerosi, andiamoci numerosi. Vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie mille. Noi buona giornata. Adesso ci fermiamo, quando torniamo andiamo di nuovo davanti allo stabilimento Ex Ilva per capire cosa sta accadendo. Restate con noi. Era Irama con Mediterranea, ma adesso noi andiamo davanti allo stabilimento Ex Ilva dove gli operai sono davanti alla portineria A e stanno occupando la strada statale 7, quindi la strada davanti all'Ilva in direzione Bari, cioè la Bari Taranto per essere chiari, e noi abbiamo un video di Valerio Dalò, che è il segretario nazionale della FIM CISL, che insomma spiega quali sono le intenzioni e quali sono le richieste. Questa è la mobilitazione che segue l'assemblea avvenuta all'interno dello stabilimento di Taranto, insieme a tutte le categorie anche del mondo dell'appalto, perché la sentenza arrivata dalla Procura della Repubblica, dal Tribunale di Appello appunto di Milano, ha già prodotto la fermata di molte aziende che lavoravano appunto in appalto all'aria a caldo. Il concetto di una chiusura così che lasci tutti per strada non è assolutamente accettabile, e quando parliamo di continuità produttiva è proprio l'idea di dire che un sito deve arrivare a un obiettivo attraverso percorso e attraverso soprattutto strumenti straordinari. Non ce n'è uno solo, c'è da tutelare il reddito, c'è da pensare all'ambiente, c'è da pensare all'occupazione di migliaia di famiglie e di lavoratori che oggi manifestano per dire al governo ciò che non si è fatto per 14 anni, forse è proprio arrivato il momento che si concluda. E noi adesso entriamo in collegamento telefonico con la nostra collega Deborah Notarnicola, che è proprio davanti allo stabilimento. Ciao Deborah, che cosa sta succedendo? Buongiorno a voi, buongiorno nuovamente. Ora il corteo è partito, come dicevi, dalla portineria A, in questo momento si trova fermo davanti alla direzione e i lavoratori subito dopo l'assemblea appunto si sono riuniti in corteo, sono diretti verso la statale. Pare che l'intenzione sia quella di bloccare la statale, ma solo per un'ora, insomma per poco, in maniera simbolica, per manifestare tutta la preoccupazione del mondo sindacale in queste ore, in questo inizio di settimana, in questo inizio di una nuova settimana assolutamente vivace, che già si preannuncia convulsa. Sappiamo degli incontri che già partiranno da domani. Il mondo sindacale qui unito condivide chiaramente le preoccupazioni legate, come sentivo l'intervista del segretario Dalò, preoccupate per gli effetti che potrebbero scaturire chiaramente dal decreto della Corte d'Appello di Milano. Dunque la mobilitazione per il momento... le richieste che loro intendono portare domani dal ministro Urso al Mimit? Il mondo sindacale continua a chiedere delle garanzie, chiaramente sia per il mondo sindacale ma anche per la comunità. Come detto già nei giorni scorsi, il mondo sindacale non si dice contro la magistratura, contro la decisione della magistratura chiaramente, ma chiede alla politica delle soluzioni che dovrebbero essere già state messe sul tavolo da diversi anni. Ricordiamo che
che il sequestro dell'area a caldo risale a ben 14 anni fa, quindi evidentemente la politica avrebbe potuto insomma risolvere e individuare quantomeno un piano B in 14 anni, probabilmente avrebbe potuto farlo. Il mondo sindacale continua a chiedere questo, delle soluzioni, perché chiaramente le famiglie dei lavoratori non restino a terra, le famiglie dei lavoratori non continuino a vivere questi momenti di assoluta incertezza, e di conseguenza chiaramente anche tutto il mondo industriale legato all'attività dello stabilimento, soprattutto quello monocommittente, chiaramente quelle imprese che legano la propria sopravvivenza direttamente allo stabilimento. Dunque per il momento la mobilitazione si fermerà qui, durerà circa un'ora, poi tutto è rimandato a subito dopo gli incontri, insomma, a partire da quello di domani alle 10 al Minit. Grazie Deborah Notarnicola, noi continueremo a informarvi sulla situazione nei nostri giornali radio e nel telegiornale delle 14, restate con noi. Io ringrazio Piero Caffio in regia perché questa puntata è finita, buona giornata e buon lavoro e buone ferie a chi ce li ha.